Posso andare secondo te, Ilaria? Vai, vai tranquillo, siamo in diretta adesso. Va bene, siamo in diretta dalla pagina del Movimento 5 Stelle Friuli Venezia Giulia. Ora, abbiamo deciso di fare questa diretta per parlare un po' di un argomento che ha tenuto, direi, banco in questi giorni sui giornali, anche diciamo sui media in senso lato, ed è la doppia preferenza di genere. Nel senso che qui in Regione Friuli Venezia Giulia, nel Consiglio regionale della scorsa settimana, si è trattato questo tema perché è stata presentata una proposta di legge da parte del Partito Democratico che voleva introdurre, anche per quanto riguarda il rinnovo del Consiglio regionale, la doppia preferenza di genere. Che cosa significa in sostanza? Ma credo che i cittadini a questo riguardo siano già ben informati. Comunque, la sostanza è che nella scheda elettorale per rinnovare il Consiglio regionale, attraverso questa proposta di legge si chiede all'elettore di indicare due preferenze, quindi di scrivere materialmente due nomi. Se il primo nome è quello di una donna, il secondo nome, la seconda preferenza che non è obbligatoria, deve essere quella di un uomo e viceversa. Cioè fare quindi in modo che se io decido di scrivere due nomi nella scheda elettorale, ripeto, per il rinnovo del Consiglio regionale, questi due nomi devono essere di due sessi diversi. Ecco, maschio e femmina o viceversa. Questa legge, questa proposta di legge è stata sonoramente bocciata dalla maggioranza del Consiglio regionale. E qui naturalmente si è aperto il dibattito. Tra l'altro non era neanche la prima volta che questa proposta di legge veniva avanzata in Consiglio regionale. Se non ricordo male, Ilaria era la seconda. E per la seconda volta è stata sonoramente bocciata. Naturalmente a questo punto si è aperto il dibattito anche un po', voglio dire, qualche analisi, a volte anche dietrologica, sul perché il centrodestra rifiuti in maniera così pervicace, direi, la doppia preferenza di genere. Quindi, questo è un po' il tema di questa diretta dalla pagina del Movimento 5 Stelle Regione Friuli Venezia Giulia. Sono felicissimo di essere contornato da rappresentanti politiche, no? Del mondo femminile, regionale e comunale, e infatti adesso io ritengo di aver parlato pure abbastanza in quanto uomo, le vado a presentare. Allora, cerco di andare in ordine in senso orario, ma poi non so se poi chi guarda la diretta ha la stessa configurazione, quindi cerco di seguire un ordine disordinato. Allora, Alessandra Richetti, candidata sindaco. Io cerco di usare bene i sostantivi, quindi ci stai che sei candidata sindaco di Trieste alle prossime elezioni comunali che si terranno, diciamo, tra settembre e novembre, giusto? Dopodiché c'è la mia collega in Consiglio regionale, Ilaria Dal Zovo, e ci tengo a precisare che è una delle pochissime presenze femminili in questo Consiglio regionale, e magari appunto ne parliamo, e ultima ma non ultima, Mara Turani, consigliera comunale uscente dal comune di Pordenone, e a quanto pare Mara anche ricandidata alle amministrative che, esattamente come Trieste, si terranno, per il rinnovo del Consiglio Comunale, si terranno tra il metà settembre e metà novembre. Allora, diciamo che possiamo affrontare il tema dal fatto che questa
legge sulla doppia preferenza di genere è già una realtà per i rinnovi dei consigli comunali. Quindi cerchiamo un'opinione da parte di una consigliera comunale uscente che è Mara Turani, e poi un'opinione naturalmente da una persona che invece lotterà per entrare in consiglio comunale a Trieste, direi anche dalla porta principale, visto che è candidato sindaco. E naturalmente l'opinione di Ilaria Dal Zoo su questa risicatissima presenza in consiglio regionale invece della quota femminile. Allora, Mara Turani, io partirei da te. La doppia preferenza di genere, quindi il fatto che materialmente sulla scheda elettorale i cittadini possano scegliere un uomo alternativamente una donna, cioè ci sia questa chance, è effettivamente un'opportunità in più che contribuisce ad arricchire i consigli comunali, in questo caso della presenza femminile. A te la parola. Aspetta Mara, perché ti vedo bloccata. Ti vedo sì, bloccata. anch'io la vedo bloccata. Allora, prima nel tentativo di ripristinare Mara, che forse... Ho problemi con la linea, scusatemi. Allora Mara, finché la linea ci assiste, a te la parola. Se sparisco ogni tanto andate avanti voi, poi rientro e riprovo. Allora, io direi che non solo è positivo, ma è un atto di civiltà proprio questo. Perché? Perché lo dicono anche i numeri, a prescindere dalle opinioni. Noi in Consiglio Comunale abbiamo, al governo, diciamo, abbiamo su un parterre, diciamo, di 40 elementi e passa, noi abbiamo una grandissima rappresentanza di donne, perché noi siamo 16 donne su 28 uomini, quindi diciamo che la proporzionalità è abbastanza rispettata. Quindi sulla carta Pordenone ha la sufficienza in questo senso, e noi come Movimento 5 Stelle siamo l'emblema un po' della perfezione, perché nel 2016, quando entrammo, grazie anche a questa opportunità, questa possibilità della doppia preferenza, noi entrammo perfetti, 2 uomini e 2 donne. Quindi su 4 elementi c'era il 50% esatto. Quindi se i dati vogliono dirci qualcosa, i dati ci parlano di possibilità, di opportunità per tutti. E questo è, secondo me, il cardine, il punto base, il punto principale. Poi Pordenone ha anche una giunta che è molto equilibrata, devo dire, perché su 5 uomini e 5 donne, diciamo che abbiamo rispettato anche lì la proporzionalità, no? Diciamo che esiste il rispetto delle proporzioni sia sociali che di genere, quindi direi che sulla carta quindi la sufficienza ce l'ha. Dove sta il problema? Perché è un po' questo il punto. Dove sta il problema? Il problema è che Pordenone, a mio avviso, è un po' una città schizofrenica, no? Dove ci sono formalmente delle questioni molto rispettate e dove poi però nella sostanza non corrispondono a quello che è invece l'apparenza. E mi spiego meglio. Noi abbiamo un sindaco uomo, e a Pordenone i sindaci sono stati tutti uomini, per esempio, no? Quindi io parlo dal 1946, senza andare prima, abbiamo avuto sempre sindaci uomini. Alla presidenza del consiglio del comune, lì c'è un uomo, il vice sindaco è un uomo, nelle partecipate ai potere, ai comandi, ci sono sempre uomini. Quindi se da una parte noi siamo ben rappresentate, dall'altra i posti diciamo di comando rimangono esclusivamente appannaggio degli uomini, e questo è un dato di fatto che bisogna anche confrontarlo con quello che è l'impegno delle donne nella politica, no? E se vogliamo fare anche un parallelismo, se io vado a vedere la situazione nazionale, cosa noto? Noto che i numeri non mentono mai, no? Cioè,
ci sono state le regioni che hanno, le ultime 6 regioni che erano indietro con questo discorso della preferenza doppia, hanno le percentuali più basse. Io mi sono presa giù i dati, 9%, vado a memoria, il 9% era la Calabria, Puglia il 9%, noi siamo al 12% come Friuli, c'era la Liguria al 9%, quindi le ultime, diciamo, ad aggiornare questo piccolo ma significativo particolare sono quelle che hanno i dati più bassi, i numeri più bassi. A livello nazionale, se noi andiamo a vedere, per esempio, l'Italia si comporta un po' come fa Pordenone, come la nostra città, perché Pordenone formalmente è una cosa, sostanzialmente un'altra, l'Italia è uguale. Se io vado a vedere i dati tratti dalla Camera, mi sono andata a guardare proprio questo, negli ultimi 70 anni, quindi io vi parlo dal 1948 al 2018, non abbiamo nessun presidente della Repubblica donna, non abbiamo avuto nessun primo ministro donna, abbiamo avuto il governo con più donne, con, diciamo, la presenza di più donne, è stato il Conte 2, simbolico anche questo, non a caso introdotto dal Movimento 5 Stelle, e la percentuale era del 34,8%. Ma se io prendo il dato complessivo e vado a prendere su quanti uomini hanno, diciamo, giurato al colle, su 4.864 uomini, l'incidenza delle donne è 319, quindi il 6%. Stiamo parlando di un'incidenza ridicola, se vogliamo, se poi andiamo a calcolare che il 51% della popolazione è donna. Quindi è proprio nel rispetto di questa proporzione che sta il problema. Quindi probabilmente, forse, dico io, guardando quello che è la mia città, ancora di più, io parlo di schizofrenia perché per esempio Pordenone ha la Carta di Pordenone, che è un protocollo d'intesa importante, che coinvolge 50 enti tra comuni, associazioni. Sì, Mara, ci arriviamo dopo, non sparare Perfetto. tutte le cartucce adesso. Allora, passiamo ad Alessandra Ricchetti. Quindi Mara Turani, che ricordo è una consigliera comunale uscente, ma si ricandiderà per il rinnovo del Consiglio Comunale a Pordenone, ci sta dicendo sostanzialmente due cose. La prima è che sì, la doppia preferenza di genere per quanto riguarda il rinnovo dei consigli comunali è un'opportunità. I dati oggettivi ci dicono che effettivamente il Consiglio Comunale di Pordenone è ricco, è ricco di presenza femminile e questo, diciamo, sono contento anch'io per la mia città, perché sono di Pordenone. Però Mara Turani ci sta dicendo anche un'altra cosa, nel senso che la politica, nonostante, diciamo, la doppia preferenza di genere, è ancora molto testosteronica. Esatto. Il potere è ancora strettamente legato a dinamiche prettamente maschili. Alessandra, a te la parola. E infatti proprio questo è il problema e secondo me io sono una persona che tende a guardare le situazioni vedendo sempre il lato positivo. Ben venga da questo punto di vista un rifiuto perché sta risollevando il problema in un momento secondo me estremamente delicato. Perché mi dispiace, ma in questa situazione di mondo che è cambiato, le persone che di più stanno pagando il peso di questo cambiamento sono proprio le donne e lo stanno facendo non solo nei termini di rappresentanza, ma nel concreto, nel quotidiano. E il fatto di non essere rappresentate come voce proprio sui quelli che sono i problemi dal punto di vista proprio femminile, del quotidiano femminile, è una cosa estremamente delicata e anche non efficace poi per il funzionamento di tutta la quotidianità. Vogliamo parlare del fatto che le donne in questo periodo sono quelle che hanno subito maggiormente la perdita del lavoro?
Ma vogliamo parlare, prima Mara citava il fatto che proprio anche a livello nazionale non c'è questo dar voce a quelle che sono le tematiche che coinvolgono le donne, no? Perché non ci sono donne in una posizione strategica, bravissima. Vogliamo parlare di questo rileggere lo smart working come un vantaggio per la donna, per cui non si va a dare il supporto al babysitter, diciamo, al bonus babysitter per le donne che sono a casa perché non ne avrebbero bisogno. Allora, perdonatemi, chi va a ragionare in questa maniera chiaramente non ha a che fare con un quotidiano di lavoro in cui tu devi essere importante, devi essere concentrato, devi essere molto presente, e una presenza in casa di bambini che sono chiaramente che hanno delle esigenze di attenzione notevoli. Purtroppo, ecco, io quello che vedo e qui riporto che buona parte non è solo legata delle problematiche che abbiamo, non è solo legata alla non rappresentatività all'interno proprio di queste nel mondo politico, ma al fatto che noi abbiamo l'abitudine come donne di cercare di risolvere anche nel nostro piccolo situazione senza pretendere di aver voce in queste situazioni, no? Quindi la donna tenderà comunque a dire: oh sì, ok, cerco di lavorare, cerco di attendere i figli, cerco di... non pensando che deve comunque condividere con altri. La situazione a Trieste è molto diversa, quello riportata da Mara Pordenone. Anche noi non abbiamo mai avuto un sindaco donna. La rappresentanza, una cosa che questo ho notato subito, che la presenza di donne comunque nel centrodestra è molto limitata, quindi sono poco rappresentate, e cosa che per me mi dispiace, no? Indipendentemente dal fatto che come Movimento 5 Stelle abbiamo una presenza che da sempre ci contraddistingue per le donne, però secondo me è importantissimo che tutte le componenti, proprio per consentire un certo dialogo, siano rappresentate in maniera uguale da donne e uomini. Quindi da questo punto di vista perdonate se sembra strano, ma ben venga anche questo rifiuto se ci costringe nuovamente a parlare di quanto siamo indietro e di quanto è importante invece essere rappresentate. Benissimo, grazie Alessandra. Allora, per finire il giro, Ilaria, a te chiederei, come è andata la votazione su questa proposta di legge? Ormai lo sappiamo, è stata bocciata non è la prima volta che è stata bocciata. Proviamo un attimo a fare un'analisi politica di questa bocciatura, anche un po' semantica, se vogliamo, perché la destra, faccio fatica a chiamarlo centrodestra perché è più ciò che abbiamo in consiglio regionale è più un destra-centro, d'accordo? Perché la destra rifiuta la doppia preferenza di genere per il rinnovo del consiglio regionale, di fatto disallineando la legge comunale regionale. C'è un problema culturale di protezionismo, se vogliamo, maschilista
all'interno, cioè è un fatto culturale, Ilaria, questa bocciatura, oltre che essere un fatto politico? Ma secondo me è tutte e due, nel senso che beh, un po' ci hanno risposto quasi alla fine del dibattito, quando è uscita quella diatriba fra il Partito Democratico e l'assessore Roberti. Qui si sono messi a parlare di legge elettorale e di quel discorso, insomma, che si erano fatti assieme per modificare, insomma, la legge elettorale. E da quello che abbiamo potuto capire dal punto di vista politico, quello che propone la Lega, perché a questo punto è la Lega, è un listino bloccato, quindi loro non vogliono la preferenza di genere perché poi la toglierebbero proprio, perché il listino bloccato non dà possibilità all'elettore di esprimere una preferenza. Prendi quello che c'è là dentro, e quindi questo è un fattore sicuramente da tenere in considerazione. Quindi perché mai avrebbero dovuto votare sì se loro sono addirittura per il listino bloccato, e quindi probabilmente poi vedremo i capolista maschi, come sempre, nella maggior parte dei casi. Nel centrodestra succede così. No? Due, sicuramente, almeno secondo come la vedo io, ma mi pare anche che parlando così con Mauro ce lo siamo anche detti, avere la possibilità per un elettore di esprimere la doppia preferenza, come avviene, giustamente hai detto tu e avete detto voi, a livello comunale, in qualche maniera rode un po', no? Perché la donna ha la potenzialità di portarti via la carega, così come si suol dire, no? Perché se la donna riesce a portarsi i voti maggiori rispetto ai tuoi, tu che sei lì da 20 anni, perché ricordate sempre che all'interno del Consiglio regionale c'è gente che è lì da più e più legislature, perdi il tuo privilegio in qualche maniera, no? E quindi questo è, secondo me, anche un altro fatto e un altro motivo per cui la destra centro, come dici tu, non vuole la preferenza di genere. Perché poi lo vediamo, come diceva prima Mara, noi, proprio perché non c'è la doppia preferenza di genere, sicuramente non è la soluzione, ma sicuramente aiuterebbe. Adesso come adesso abbiamo 9 mi pare, sì, consigliere, no, neanche 9, sono 6 consigliere donne su 49, quindi su 49 in 6, quindi sono 43 maschietti e 6 donzelle, che sono state tagliate fuori inizialmente. Ora l'unica ad avere una presidenza di commissione è la presidente di Forza Italia, no, la presidente è Mara Piccin, perché è subentrata all'altro consigliere che è decaduto, e quindi però tutte le presidenze di commissione sono in mano, a parte questa, ai maschi. Nell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale non c'è una femmina. Il presidente del Consiglio regionale è un maschio. Quindi, così facendo, è ovvio che è anche difficile per queste 6 povere criste che sono lì dentro, al di là di qual è la provenienza politica, poter avere voce in capitolo, no? Se io non sono all'interno di nessuna struttura organizzativa, mi è difficile riuscire a parte durante i dibattiti in aula, no? A portare le mie idee, le mie cose, perché vengo lasciata fuori o comunque vengo messa sempre nella posizione di subordine, no? C'è la vicepresidente, quindi cioè il presidente è uomo, la vicepresidente è una donna o un segretario, insomma, però sei sempre in una posizione di subordine, no? E questo è una cosa che non fa bene, ma perché le donne, al di là di tutto, possono portare veramente un valore aggiunto alla politica, alle idee, alle discussioni, e anche a un cambio, perché da che mondo è mondo, gli uomini sono uomini, le donne sono donne, la pensiamo diversamente su probabilmente tutti i temi sulla quale potremmo parlare.
E proprio per questo, cioè il confronto fra i due sessi deve esserci per trovare l'equilibrio anche sulla giusta politica da portare avanti, no? E lo si vede quando una donna è messa nelle condizioni di poter essere all'apice, dimostra di riuscire a essere incisiva e a portare buone idee, no? Però se viene sempre messa sotto, questo diventa molto più difficile. Vi faccio solo un esempio: in consiglio regionale su 49 persone, si lega molto con la parità di genere, sono state depositate 4 proposte di legge sulla violenza in generale. Bene, sono 4 proposte di legge di 4 donne, cioè nessun uomo ha proposto una proposta di legge su questo tema, no? Ed è anche lì, per far andare avanti queste proposte non siamo riusciti a farle calendarizzare finché una donna, la PC in questione, ha depositato la sua proposta. Allora, quando è arrivata la donna forte, perché è quella del centrodestra, a proporre la sua proposta, allora le proposte vanno avanti. Fino a quella volta no, nonostante avessimo chiesto anche di poterle calendarizzare, no? Quindi secondo me il problema è duplice, è un problema politico per l'idea di legge elettorale che ha la Lega, che è comunque il partito che ha il movimento partito che ha in mano questa regione, e anche di perdere, voglio dire, quella posizione di vantaggio che attualmente hanno i maschietti in consiglio regionale. Sì, io sono uno di quei maschietti, chiedo scusa. Senti Mara, ritornando a te, il tuo ruolo di consigliera comunale a Pordenone ti ha permesso, combattendo, non senza combattere, di ottenere, diciamo, di fare delle cose ottenendo il contributo delle altre donne presenti in consiglio comunale, trasversalmente. Per esempio, mi ricordo il codice rosso. Sei contenta di questa? Hai dovuto lavorare molto per ottenere questa trasversalità politica nell'organizzazione di eventi come il codice rosso, oppure è stato naturale per le altre donne presenti in consiglio comunale, non appartenenti a, diciamo, che diverse politicamente da te? Com'è stata questa esperienza? Allora, qui c'è una risposta che non saprei neanche definire come, perché se da una parte io ho instaurato un buon rapporto, per esempio, con l'assessore Cuccia alle pari opportunità, che è stata molto collaborativa con me, sin da subito, quindi diciamo in gergo ci siamo presi, seppur con diverse opinioni politiche, però abbiamo riconosciuto l'operato e la professionalità di ciascuna delle due. In altre situazioni l'ho trovata meno, no? E quindi organizzare per esempio l'evento Codice Rosso, dove abbiamo, ricordo, chiamato l'onorevole Ascari a parlare proprio della legge, del codice che aveva redatto, per cui è stato fare un punto della situazione a un anno di distanza dall'entrata in vigore della legge, in maniera trasversale, quindi invitando associazioni di tutti i tipi. Io l'ho aperta a tutti l'invito. Ho notato, forse anche per il periodo che era luglio, ribadiamolo, era luglio perché l'entrata in vigore è stata a luglio, quindi io a un anno esatto, il 20 luglio, ho fatto l'evento. Essendo 20 luglio 2020, con il discorso della pandemia, c'erano alcune difficoltà oggettive, quindi mettiamo anche questo come scusa. Io ho notato l'assenza di molte donne del Consiglio Comunale. Un po' questo mi è dispiaciuto, perché comunque è un evento che, se voi andate sul sito di Pordenone e andate alle pari opportunità, lo trovate inserito ed è un evento che ha organizzato il Movimento 5 Stelle di Pordenone.
Ecco, io mi sarei aspettata che le pari opportunità di Pordenone prendessero questa iniziativa e invitassero l'onorevole Ascari, no? Invece siamo noi dell'opposizione che lo abbiamo fatto. Quindi questo è un po' un simbolico di questo. E poi c'è un altro punto che io volevo rilevare, perché sono molto spesso i dettagli particolari che fanno le differenze, no? E che buttano giù quel castello di apparenza che viene costruito. Nel Consiglio Comunale mi pare che fosse il 21 dicembre, come solito ogni assessorato fa la vetrina di quello un po' che ha fatto durante l'anno e quello che si propone di fare, no? L'assessorato alle pari opportunità nella persona dell'assessore, appunto Cucci, parlava di ringraziamenti per i soldi stanziati e per le possibilità che sono state date alle pari opportunità di poter portare avanti. Allora, si ringraziava per 4.000 euro stanziati, con i quali quella povera assessore, che io anche dico brava, perché come fai con 4.000 euro in un anno, ha dovuto organizzare sia l'8 marzo che il 25/11. Quindi se noi dobbiamo andare a fare tutto quel discorso di prevenzione nelle scuole, di cultura, di contributo sostanziale su quello che è la problematica della violenza sulle donne o piuttosto delle pari opportunità nel lavoro, se dobbiamo lavorare su questo, come possiamo farlo con 4.000 euro all'anno? E cara Grazia, dobbiamo anche ringraziare. Quindi forse l'atteggiamento è proprio sbagliato, parte da noi. Io l'ho fatto rilevare questo. Ho detto, ma noi non dobbiamo ringraziare, perché questa è un'abitudine ad inginocchiarsi per dire grazie sul minimo indispensabile. Io vi faccio solo un esempio che è poco carino, però voglio essere brutale, volutamente brutale. Per le microcipature dei gatti sono stati stanziati 5.000 euro. Ora noi non possiamo essere almeno meno dei gatti, ecco, diciamocela così. Quindi sostanzialmente io non ringrazio per quei 4.000 euro, mi dispiace. Io vado lì e rompo le scatole e dico no, così non va, perché questa è una presa in giro. Quindi se dobbiamo fare veramente qualcosa, dobbiamo iniziare a dirlo noi donne e a farlo senza dover ringraziare per quelle 4 briciole che si ricevono tutte le volte. Perché se i progetti a Pordenone vanno avanti è grazie alla regione che stanzia per quel progetto, non certo perché il comune di Pordenone ha stanziato quei soldi. Quindi i bla 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 me ne faccio niente. Vorrei la concretezza poi alla fine. E mi riaggancio anche un po' a quello che diceva Ilaria della Lega. Io sono andata a vedermi l'intervento di Polesello perché è regionale, ma noi abbiamo in Consiglio Comunale, abbiamo la Piccin, abbiamo Polesello, abbiamo Basso, sono tutti consiglieri, abbiamo tanti consiglieri che sono anche consiglieri regionali. Polesello nello specifico della Lega, io mi sono andata a vedere l'intervento in regione. Anche questo, Mara, potrebbe essere tema di legge elettorale, nel senso potremmo chiederci, è giusto il doppio incarico? Soprattutto, Polesello soprattutto ho visto io con i miei occhi, scusa Mara, apro solo una parentesi, ma perché mi ci hai portato te lì. Con i miei occhi e anche, diciamo, con lo strumento, no? Con l'uso degli strumenti digitali, io ho visto persone in aula in consiglio regionale che mentre votavano norme regionali, contestualmente votavano delibere comunali. Quindi, visto che è stata introdotta anche così prepotentemente la tecnologia, causa Covid, nella politica, forse a questo punto, Ilaria, dovremmo anche chiederci se questo dono dell'ubiquità datoci dalla tecnologia non sia il caso di normarlo. Scusa Mara, te la parola. Sì, Polesello ha detto, mi pare, in Consiglio regionale, perché sono andata a leggermi esattamente le parole, pur evidenziando l'elevato contributo, quindi l'elevato contributo in quest'aula dato dalle donne,
la doppia preferenza non può risolvere il problema legato al loro numero. E la risposta mi verrebbe da dire, ah no? E come pensa di fare? Visto che le altre 17, 23, quante sono, che hanno aderito, regioni italiane, lo hanno fatto e noi siamo il fanalino di coda, intanto iniziamo a fare quello, poi se ci sono altri strumenti li metteremo in atto, però se non iniziamo a fare il primo passo, non è che possiamo partire dalla cima, giusto? Quindi sono queste frasi senza senso, no? Che vogliono solo, ripeto, mettere lì il castello, la maschera e l'impalcatura fittizia. Dopodiché, se tu vai a scavare un attimino e chiedi e fai una domanda, brum, viene giù tutto. Perché quale altro modo lui percepisce, visto che tutti gli altri, l'intero mondo l'ha fatto come primo step, quale altro ne percepisce lui? Quindi è un po' questo che non ha senso, cioè non vanno nel concreto. Va bene, grazie Mara, ripasso ad Alessandra con due domande. Scusami se ti faccio precipitare nella campagna elettorale triestina, ma sono due curiosità mie. La prima è che è importantissimo il fatto che tu sia una candidata donna in una città storicamente maschia. Quindi questa qui è già una cosa molto importante e credo anche una novità assoluta o poco ci manca. Quindi in bocca al lupo per questa straordinaria avventura. Io ti chiedo se pensi che con la sola tua presenza, no? Quindi donna in mezzo a un covo di maschi, possa in qualche modo suscitare la simpatia, quindi il voto femminile, quindi se tu possa essere un catalizzatore di voto femminile. Seconda cosa, diciamo più pragmatica, all'interno del tuo programma elettorale, se hai ricavato delle proposte prettamente per il mondo femminile, per agevolare quel mondo che, come tu hai ben ricordato, è stato il più colpito dalla crisi pandemica in termini lavorativi. Probabilmente molte donne, proprio per la chiusura delle scuole, hanno dovuto scegliere e rinunciare al proprio lavoro per essere prima di tutto mamme. Vai Alessandra. Microfono, Alessandra, microfono. Due domande assolutamente molto importanti. C'è stato di fatto molta attenzione soprattutto dalle donne, nel senso che dopo la candidatura sia da tutte le parti, da sinistra che da destra, non solo ho ricevuto molto sostegno da parte delle donne, ma proprio ho visto una grande speranza. La mia candidatura non è la prima candidatura di donna, perché c'è già stata la Seganti, mi sembra, che a suo tempo si era proposta, quindi non è una novità, ma fino adesso effettivamente non abbiamo avuto modo di portare una candidata a sindaco a raggiungere la carica. Allora, forse quest'anno Trieste è più pronta, a mio avviso, a ricevere una candidatura femminile, proprio per quello che dicevo prima. Si sta vedendo le limitazioni e le donne hanno proprio la necessità, vedo dalle richieste e dalla risposta, secondo me. Da parte di uomini ho sentito molti commenti del tipo Trieste non è pronta per avere una sindaca, no? E invece da parte delle donne, ma ripeto, sia da sinistra che da destra, che da tutti i mondi, anche di quelli che non stanno più votando, c'è stata proprio un cenno di speranza.
Per quanto concerne invece il futuro, qual è il programma? Beh, insomma, già come presidente di circoscrizione mi sono subito posta il problema di cosa vuole dire essere presidente donna, proprio qual è l'apporto che io posso portare proprio come donna, che è una domanda secondo me importantissima da farsi proprio quando raggiungi. Io non devo essere cioè cercare di perseguire dei modelli, dei cliché di figure politiche, perché fino adesso sono sempre state figure maschili, quindi io devo portare la differenza. E quindi la prima domanda l'ho fatta a me: cosa vuol dire portare il femminile come figura politica? E quindi c'è stata subito molta attenzione, non solo all'ascolto, non solo, prima Ilaria parlava le 4 proposte di legge sulla violenza. Benissimo, io come presidente di circoscrizione immediatamente ho portato proprio concretamente alla discussione, ma non solo alla discussione, le problematiche della violenza di genere, e di dare strumenti alle donne per poter gestire le situazioni di violenza. Quindi con degli eventi, dei progetti che sono stati molto seguiti dalle donne. E quindi c'è una grandissima necessità in questo senso. Le donne si sentono ancora molto sole in questo campo, e dare degli strumenti concreti e non abbiamo fatto proprio degli eventi sulla gestire la violenza, ma dando quelle che sono proprio delle indicazioni e degli aiuti con le persone presenti che hanno potuto sostenere donne che avevano subito violenza. Ok? Quindi a mio avviso c'è una grande bisogno di dar voce a queste persone. Altri temi che mi sono cari è per l'appunto l'attenzione a quelle che sono la quotidianità delle persone, che non sono solo appunto le giovani donne, ma sono anche le donne anziane. Ma a mio avviso il nostro modo di procedere non è così, non si risolve solo a dare voce alle donne, ma anche a dare voce a tutte quelle necessità che sono proprie anche degli uomini, perché tipicamente invece non rientrano. Come dire, la visione tipicamente maschile è quella di concentrarsi su la produttività, vista sempre nell'ottica del primeggiare, dell'arrivare a un discorso di prevaricare l'uno sull'altro, di competitività, ok? La donna è più portata a vedere il dialogo, il cercare di dar voce a tutte le componenti, anche quelle più fragili, ed ecco per cui la mia attenzione nei confronti del mondo delle disabilità, significa dar voce non solo alle realtà della disabilità, non solo, ma di rendere più fruibile la città stessa. E quindi cioè è proprio un approccio diverso, a mio avviso, che si concretizza in tutte le realtà. Vogliamo parlare, prima mi sembra Ilaria, no? Parlasse del fatto che c'è anche poco dialogo, non ci si mette in discussione, si impone. È più femminile il discorso diamo voce a tutte le componenti, perché dalla diversità, dal trovare una soluzione insieme,
Cioè, questo comune ha dimostrato proprio anche in questi giorni. Parliamo di Portovecchio, per fare un esempio concreto. Si sta cercando di imporre delle idee, non di entrare nel aprire a tutta la cittadinanza la possibilità di dire la propria su quello che sarà il futuro per tutti i triestini. Ma perché, anche se se in questo momento c'è questa maggioranza, perché possono dire la loro solo questa maggioranza? Il sindaco non è, e questa è la differenza di noi donne, il sindaco, a mio avviso, non è il sindaco del centrodestra, deve essere, sarebbe dovuto essere il sindaco di tutti. E quindi la presidente, una volta uno mi ha detto: sono venuto qui da lei per portarle sia i complimenti per quello che sta facendo, ma anche quelle che sono le mie problematiche, però io non sono del Movimento 5 Stelle. E io ho risposto: ma io non sono razzista, io ascolto tutti, io sono la presidente di tutti. Ecco, finirei qui. Proprio con questo messaggio. Secondo me quello che porto nel mio modo di vedere e quello che portiamo noi come movimento è che noi diventiamo poi le figure di tutti, ok? Quindi daremo ascolto a tutti. Grazie mille Alessandra. Allora Ilaria, io chiuderei con te, faccio l'ultima domanda a te, questo bell'incontro, e faccio la domanda un pochettino quella più spinosa, perché è nata, diciamo, a margine della discussione su questa proposta di legge in Consiglio regionale, no? Il fatto che, ma possibile che nel pieno di una pandemia i politici discutano sulla doppia preferenza di genere? Cosa rispondi, Daria? Ma io rispondo che sì, che è giusto che i politici rispondano trattino anche questo argomento, perché comunque, al di là di quello che esce fuori, ma l'emergenza pandemica viene prioritariamente seguita dal governo a livello nazionale e dalla giunta Fedriga a livello regionale, o comunque dalla giunta regionale nelle regioni d'Italia. Quello invece che deve fare il Consiglio, oltre a ovviamente proporre e fare tutto quello che può relativamente alla pandemia, ma il Consiglio ha l'obbligo di trattare tutti gli argomenti che sono propri del Consiglio regionale, dalla preferenza di genere alla caccia, alla violenza, alle esenzioni, a qualsiasi altra cosa che sia di competenza regionale. Quindi sì, assolutamente il Consiglio regionale deve trattare anche questo tema, non è una questione di quando o del perché in questo momento. Perché in questo momento? Perché è andata in aula in questo momento, come è andata in aula. Come volevo ricordare, che non ho ancora ben capito quali sono i motivi per la quale non è ancora arrivata e approdata in aula, c'è una norma della Lega, ad esempio, sul gelato artigianale. Perché dobbiamo trattare il gelato artigianale? Perché la Lega ha fatto una proposta di legge e il Consiglio regionale si esprimerà anche sul gelato artigianale. E quindi il potere legislativo sta in capo al Consiglio regionale, di conseguenza lo esercita in ogni suo modo e in ogni suo argomento di competenza. Grazie Ilaria, sono d'accordissimo, e anzi proprio in base a quello che dicevi tu, cioè che dell'emergenza sanitaria, economica, se ne sta occupando il governo della regione e quindi la giunta, ed è giusto che il Consiglio regionale si occupi nel migliore dei modi di tutto il resto, perché non c'è solo il Covid e non c'è solo il riflesso del Covid sull'emergenza economica, ma c'è tutto il resto di cui si deve occupare il Consiglio regionale, tra cui anche la legge elettorale e la doppia preferenza di genere. E sarebbe opportuno che di queste cose se ne occupasse il Consiglio regionale attraverso una proposta di legge,
anziché Federica e i suoi assessori in prima persona che altro hanno da fare. Loro sì che altro hanno da fare e non devono mettere la legge regionale in agenda come prioritaria. Quindi è assolutamente giusto che sia il Consiglio regionale con le proprie proposte a ridisegnare il modo di fare politica e la partecipazione politica in Consiglio regionale che, ripeto, in termini di presenza femminile è a dir poco imbarazzante. Ora, siamo giunti, siamo arrivati all'oretta di discussione, insomma, su questo tema. Io ringrazio tantissimo le nostre ospiti della pagina regionale del Movimento 5 Stelle e faccio loro in bocca al lupo perché sono in corsa nei rinnovi dei consigli comunali di 2 città capoluogo, quindi di 2 città importanti come Pordenone e Trieste. Quindi un grazie enorme alla consigliera uscente di Pordenone Mara Turani che si ricandida. Grazie per il lavoro che fate in Regione. Grazie e grazie alla presenza e partecipazione di Alessandra Richetti, candidato sindaco città di Trieste per il Movimento 5 Stelle. Naturalmente grazie a Ilaria Del Zovo e alla prossima. Speriamo giusto di fare queste dirette, questi approfondimenti Facebook sempre più spesso. Grazie a tutti. Ciao. Grazie, ciao. Un grazie Mauro, va a te che hai accettato di fare questa diretta con noi e quindi ti ringraziamo noi in primis. Capozzella, direi una battuta io per concludere, alla Capozzella, 4 chiacchiere tra donne. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.